Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Nel progetto di oggi cominceremo a lavorare sulle prime modifiche a questa combinata. Ne avevo parlato in un video dove vi raccontavo la mia esperienza dopo 2 anni di utilizzo di questa macchina. Se ve lo siete persi ve lo lascio qua in alto nelle schede e sotto in descrizione. La modifica che andremo a fare oggi è sull'impianto elettrico, quindi qua dove c'è il fungo di emergenza e qua andremo ad aggiungere entrambi in queste postazioni un altro tasto di start che troviamo qua dentro. Ho acquistato queste scatole portapulsanti con 2 posti. Il fungo lo recuperiamo da là ovviamente, il pulsante di start ne ho comprato uno uguale. Questi sono i pulsanti che ho acquistato, sono pulsanti per quadri elettrici industriali, sono con un contatto normalmente aperto e una spia LED che funziona a 24 volt. L'errore che ho fatto inizialmente è stato acquistare questo tipo di pulsante, è identico in tutto e per tutto, solamente che la spia funziona a 220 volt. Quindi facevano tutto il lavoro che doveva fare, ma la spia non si accendeva e per questo ne ho dovuti comprare degli altri, spendendo il triplo per ogni pulsante. Quindi questo vuol dire controllate bene le specifiche prima di acquistare le cose online. Prima di continuare questa modifica ci tengo a dire che chiunque non abbia le competenze specifiche per fare questo tipo di lavorazioni su macchinari del genere non faccia niente, chiami un esperto che faccia questo lavoro. Io ho studiato a scuola impianti elettrici civili e industriali, quindi sono competenze che ho acquisito e che mi assumo la responsabilità se dovessi combinare qualche danno. Non mi assumo invece nessuna responsabilità se voi decidete di fare qualche modifica sulla vostra macchina, vi fate male o rompete la macchina. Sono affari vostri. Ognuno prenda le proprie scelte in base alle sue precise competenze e ai rischi che vuole correre. Detto questo, iniziamo. Prima di andare nel quadro elettrico e fare i collegamenti veri e propri, io installerei i pulsanti perché è una cosa molto semplice e partirei da questo, ovviamente. Quindi smontiamo e vediamo come collegare. Ovviamente questa operazione ve la faccio vedere solo per questo pulsante perché è identico dall'altra parte. Eccolo qua. Ovviamente ho tolto la corrente. Scolleghiamo il pulsante. Apriamo la sua e glielo colleghiamo. Voilà. Là. Preciso. Pulsante di emergenza io in questo caso lo metterò sotto, tenendo il pulsante di start sopra. Qui cosa abbiamo? Semplicemente il contatto dove c'è una fase e un neutro. Scolleghiamo, voilà, eccoci qua, e abbiamo questo cavo che esce che è il pulsante di emergenza. Prima cosa per adattare questa è sicuramente metterla qua alle spalle, segnare lì dove ci sono i fori, perché qua sono dei fori filettati nella macchina e non voglio rifarli, e fare un foro centrale per il posizionamento. Dovremmo fare ovviamente un foro più grande perché ci sono altri 2 cavi così da portare. Uno che va qua per il contatto dell'interruttore e l'altro per l'accensione della lampada. Questo è il centro della nostra, facciamo questo, qua, qua, qui e qui. Ok. Ottimo, le 2 pulsantiere sono pronte. Quello che dovrò andare a modificare adesso è allargare un po' di più questo buco centrale per fare passare 3 cavi, mentre dall'altro lato, non so come mai, ma c'è un buco gigante, quindi perfetto. Ok, arrivati a questo punto bisogna solo collegare i cavi.
vediamo di fissare la scatola, collegare tutti i cavi e buttare dentro quelli nuovi. Ok, e questi sono uno. Pulsante installato, di qua non si vedrà assolutamente niente, vediamo. Lì ci sono, quelli lì sono i cavi organizzati che vanno dietro là, escono qui. Questi due sono del pulsante là in fondo e questi altri due sono del pulsante qua sotto. Quindi adesso mettiamoci lì e apriamo il quadro. Ok, prima cosa da fare è sicuramente far passare questi 4 cavi fino qui. Questo è il quadro elettrico. Qua ci sono i tre fusibili, il teleruttore per i motori, il trasformatore da 230 a 24 volt per far andare il pannello e qua tutte le connessioni. Noi dovremo andare a attaccarci su queste connessioni. Sostanzialmente da qua dietro dovremo uscire coi cavi. Tutti questi che vedete sono i funghi di emergenza, questo qua sul quadro e i due che ci sono nelle varie postazioni, mentre gli altri sono sempre interruttori di emergenza, però per esempio questo qui che quando la protezione è aperta non fa partire la macchina, quello che è sulla pialla quando si apre è sullo sportello della 2P. Quindi intanto tiriamo i cavi qua sotto. Vediamo se ce la facciamo con una sonda. Niente, non ci passa, e quindi troviamo un altro modo. Dunque così non riesco a farli passare e me ne mancano 2 di cavi da far passare, quindi quello che ho pensato adesso è che potrei scollegare tutti questi in modo da sfilare il tubo e buttarlo giù dritto e eliminare questa curva, così dovrei farcela. Vediamo se così funziona. Liberato tutto, cavi contrassegnati, proviamo a far passare tutto. Missione compiuta, tutti i cavi alla fine sono passati, qua è rimasto pulito. Dentro ho riorganizzato i cavi con le fascette, per cui ora adesso parliamo un attimo delle connessioni elettriche. Ok, parlando un attimo di come capire dove collegare questi cavi per aggiungere un pulsante, 2 pulsanti in più, ho preso lo schema elettrico della combinata. Sul manuale che avevo in PDF c'è tutto quello che serve. In poche parole, magari poi ve lo metto in sovrappensione, comunque in poche parole qua arriva la linea 220, fase neutro e terra, c'è un interruttore qua che è il selettore principale, poi la linea va avanti, ci sono 2 fusibili, fusibile 1 e fusibile 2, questo qua è un trasformatore che appunto trasforma da 220 a 24 volt, 24 volt che la fase continua poi nel secondo foglio, e il neutro stessa cosa, per cui questo è il circuito del pannello frontale, mentre questo qua è il circuito dei motori. Infatti questo è quello principale, questo qua è un altro commutatore che è il selettore, quello che seleziona i motori. In base a questo parte motore 1, motore 2 o 3, che è il motore 1 è quello del spindle, quindi della 2P,
il secondo Show Motor è della Sega e il Planner è della Pialla. A noi quello che interessa è capire, uno, questo schemino qua, che è quello della pulsantiera. Due, nel terzo foglio c'è l'elenco della morsettiera con tutte le sue leggende. La morsettiera è questa qua sotto. Questa comunque è la teoria di come funziona. Ho già fatto dei test prima di fare questi collegamenti e funziona tutto perfettamente. Detto questo, io vi rinnovo l'invito a non fare queste modifiche alla vostra macchina, uno se non avete le competenze e due se la vostra macchina è in garanzia, perché ovviamente perdete la garanzia con queste modifiche, come per qualsiasi tipo di elettroutensile. Per cui non mi prendo la responsabilità di nessun danno che fate alle vostre attrezzature o a voi stessi, ognuno si prende i propri rischi e pericoli. Ora faccio solamente i collegamenti e vediamo se funziona tutto. Dunque, collegamenti terminati, tutti belli in ordine. Ora non mi resta che chiudere il quadro e fare il primo test. Allora, prima di tutto diamo corrente alla combinata. Secondo, acceso, disabilitato, ho messo la sega, lama tutta in basso. Acceso, funziona. Acceso anche questo, spento, acceso, acceso qua, spento e acceso. Funziona tutto alla grande, figata. Perfetto, questo lavoro era semplice ma di un impatto produttivo decisamente alto. Quindi, come vedete, non c'è più la Project Quarantena, perché ovviamente quel capitolo per fortuna è terminato. Qua farò un elenco di tutti i prossimi progetti che porterò e per primo c'era aggiungere 2 start alla combinata. Spuntato! Bene, spero che anche questo progetto vi sia piaciuto tanto quanto a me. Se fosse così, fatemelo sapere con un bel pollice in su. Se siete nuovi sul canale, vi invito a iscrivervi e attivare la campanellina per non perdere i prossimi progetti. Se volete sostenere, come sempre, qua sotto in descrizione trovate tutti i link. Io vi ringrazio sempre tutti per il sostegno e noi ci vediamo il prima possibile con un nuovo video.